Cari fratelli e sorelle, parlare di ciò che non riusciamo a comprendere ci porta spesso al desiderio di nascondere la nostra ignoranza con parole grandi e intelligenti. Perciò oggi cercheremo le parole di uno degli eventi più importanti della nostra salvezza, la nascita della Beata Vergine Maria. La nostra buona cosa è che in ogni situazione Dio ha qualcosa da dirci. Così troviamo le parole che la Chiesa ci pone in quel 8 settembre per comprendere l'importanza e la grandezza dell'evento che stiamo celebrando. Nella parola di Dio che leggiamo quel giorno, il profeta Michea ci rivela il grande mistero di come Dio, attraverso i più piccoli e più rigettati, fa le cose più grandi. Ha bisogno della nostra piccolezza per mostrare la sua onnipotenza e grandezza. Lui scrisse: "E tu, Betlemme di Efrata, così più piccola per essere fra i villaggi di Giuda, da te uscirà per me colui che deve essere il dominatore in Israele. Perciò Dio li metterà in potere altrui fino a quando partorirà colei che deve partorire." Sebbene queste parole principalmente preannunciano la nascita e la venuta di Gesù Cristo, menzionano ancora colei che sta per partorire. Indubbiamente, queste parole si riferiscono proprio alla Beata Vergine Maria. Vediamo dall'inizio che lei sta nel piano di salvezza di Dio, addirittura dal libro della Genesi, quando Dio parla al serpente e dice che la nuova Eva schiaccerà la testa al serpente. La verità di queste parole di Michea è confermata dalla stessa storia di Israele, cioè Michea dice che il Signore lascerà Israele fino a quando partorirà colei che deve partorire. Se guardiamo la storia di quel popolo eletto, vedremo che è stato proprio così. Prima della nascita di Cristo, per 400 anni non c'erano dei profeti. Il popolo rimase lasciato e tutti si domandarono quando arriverà la fine di questa attesa, quando Dio si dimostrerà di nuovo vivo e forte tra il popolo eletto. E Dio stesso scelse sia il luogo che il momento. È colei che doveva partorire. Inoltre l'ha liberata in anticipo dalle macchie del peccato originale per preparare la via al suo figlio. Poiché voleva essere solo tra gli uomini come un uomo, aveva bisogno di una madre. Per questo ha scelto Maria, una ragazza di Nazareth che per niente si distingueva dall'esterno, piuttosto una semplice ragazza. Ricordiamoci, come abbiamo detto, che attraverso l'insignificante e piccolo che Dio vuole compiere grandi cose. La vita della Beata Vergine Maria è una conferma di queste parole. Così la nascita della Beata Vergine Maria iniziò la più grande opera di salvezza di Dio per tutti gli uomini. Allora iniziarono i preparativi per la venuta di Gesù Cristo, perché Maria era piena di grazia, colma di Spirito Santo, proprio perché era senza la macchia del peccato originale. Forse neppure questo ci è sufficiente per comprendere di che genere di intervento di Dio si tratta qui. Perciò la Chiesa, nel brano evangelico che ci porta nella celebrazione della nascita della Beata Vergine Maria, vuole avvicinarci alla grandezza di questo evento. Così, se guardiamo al Vangelo di quel giorno, leggeremo qualcosa che potrebbe sembrare irrilevante per noi. Avremo davanti a noi la genealogia di Gesù, come la registrò Matteo. Una serie di nomi disposti uno dietro l'altro, legati tra loro di una parentela di sangue. La maggior parte dei nomi che leggiamo sono maschili. Sono menzionate solo 3 donne, Tamara, Rahab e Batsheba. Proprio questo elenco con tutti questi nomi, che alla fine è il nome di Gesù Cristo, che ci dice come Dio entra nella storia percaminosa e perversa dell'uomo. In quella lista ci sono quelli che erano graditi a Dio, ma anche quelli che erano idolatri, fornicatori, dissoluti, assassini. Alcuni di loro camminavano con Dio mentre altri no. Anche le donne menzionate non venivano in modo appropriato.
In questo modo la parola di Dio ci mostra che ci porta la verità, che non vuole abolire nulla, ma vuole mostrare le cose così come sono. Proprio così si mostra come Dio entra in tutta la storia peccaminosa di tutta l'umanità e vuole salvarla, vuole riscattarla, vuole farla sua. Proprio per questo sono elencati i nomi da Abramo a Gesù Cristo stesso. Alla fine della genealogia abbiamo di nuovo qualcosa di insolito. Mentre in tutta la genealogia i padri nascono i figli, alla fine non è così. Matteo scrive: Giacobo generò Giuseppe, lo sposo di Maria, dalla quale è nato Gesù chiamato Cristo. Maria non ha dato alla luce Gesù a Giuseppe, perciò Matteo non lo menziona. In precedenza sarebbe stato scritto quando si parlava di una donna che aveva dato alla luce un figlio per suo marito. Qui si afferma solo che Giuseppe era il marito di Maria e che lei diede alla luce Gesù, che è chiamato Cristo. Maria ha dato alla luce Gesù per tutti noi. Non si è mai glorificata, nonostante quella grande opera compiuta da Dio attraverso di lei. Ne si è attribuita alcun merito, ne ha conservato i frutti. Sempre e in tutto è stata aperta alla volontà di Dio in tutto, collaborando con Lui e attribuendogli tutti i meriti. Per questo ha potuto dare Gesù al mondo intero. Nella continuazione del brano evangelico Matteo ci porta anche un rapporto su come avviene la nascita di Gesù Cristo, mostrando che questo bambino, Gesù, per Giuseppe era solo una fonte di confusione, mentre Maria lo porta come una luce splendente nell'oscurità della nostra vita, mentre Israele era lontano da Dio e intrappolato nelle sue tenebre. Per prima ha brillato l'immagine della Beata Vergine Maria come la stella dell'aurora in cielo, come la chiamiamo oggi, e da lei è venuta a noi la vera luce che illumina ogni uomo, Gesù Cristo. E in questo si nasconde tutta la grandezza della vita di Maria. Porta Cristo agli altri e li conduce a Lui. Lo mostra nel modo più diretto possibile proprio qui a Medjugorje. Viene da noi con perseveranza da quasi 40 anni per portarci a Gesù Cristo. Non ha mai detto in nessun messaggio che è sufficiente lei stessa, che è sufficiente fidarsi e pregare solo lei, ma ci invita sempre ad avvicinarsi al suo Figlio. A volte sento da alcuni quanto è difficile per loro citare Medjugorje perché coloro attraverso i quali avviene l'incontro del cielo e della terra sono persone peccatrici. Dicono che non sono l'esempio e il modello per noi. Vediamo che neanche nella genealogia di Gesù, di cui Maria fa parte, non ci sono persone simili che sarebbero esempio e modello per noi. Questo solo mostra ancora di più che Dio ha cura di noi, che non vuole rinunciare a noi, non importa chi siamo. E la stessa Beata Vergine Maria dice che è proprio l'amore di Dio che le permette di rimanere con Lui, per condurci al suo Figlio. Proprio attraverso Medjugorje, non solo Maria, ma tutto il cielo entra ancora una volta nella peccaminosa storia umana, ancora una volta proferisce il messaggio del loro amore fedele nella speranza che finalmente li accetteremo, che finalmente inizieremo a vivere per il cielo. Credo di non essere da solo quando dico che posso testimoniare che Medjugorje nei momenti più bui della mia vita è stata la luce di cui avevo bisogno per sapere dove dirigere il mio prossimo passo. Proprio a Medjugorje abbiamo vissuto un incontro diverso con Dio e con la sua misericordia nel sacramento della Santa Confessione. Qui Dio tocca l'uomo in modo speciale con amore materno. Ed è questo che cambia la vita di tutti quelli che incontrano Medjugorje. Quel puro amore materno che vuole condurre tutte le persone alla fonte dell'amore, a Gesù Cristo.
Impariamo anche noi, cari fratelli e sorelle, dall'esempio della Beata Vergine Maria. Possa la nostra vita essere una luce per le altre persone. Portiamo anche noi Cristo nella vita di altri. Noi che abbiamo sperimentato Medjugorje, che abbiamo vissuto un tocco speciale del cielo, non abbiamo il diritto di rimanere in silenzio e di tenerlo per noi. Di questo dobbiamo parlare ad altri che non hanno ancora conosciuto e invitare a venire qui a sperimentare questo straordinario amore di Dio che non si arrende mai dall'uomo. E ora, da 40 anni, con insistenza ci invita a tornare sulla vera strada. Forse pensiamo di essere troppo piccoli per tali progetti di Dio e di non essere pronti per essi. Maria sarebbe mai stata pronta a diventare la madre del Figlio di Dio? Questo è il motivo per cui abbiamo bisogno di fiducia nella volontà di Dio, che Lui sa perché ci ha creati e che è disposto a questo suo progetto a realizzare attraverso di noi. La sua vita sia per noi un esempio, come abbiamo detto all'inizio, che Dio ha bisogno degli ultimi e indegni agli occhi degli uomini per glorificare se stesso. Solo così davanti agli uomini Lui può mostrare la sua onnipotenza. Lasciamo quindi che Dio sia glorificato in noi attraverso di noi e non perdiamo l'opportunità di essere grati al cielo che Egli è ancora con noi nonostante tutti i nostri percorsi sbagliati e le nostre cadute. Ringraziamo Dio ogni giorno per non aver rinunciato a noi, ma per averci mostrato il suo amore fedele attraverso gli amici, la famiglia e in modo speciale attraverso la Beata Vergine Maria qui a Medjugorje. Rifugiamoci alla sua intercessione per aprirci alla volontà di Dio, affinché la nostra vita sia un segno della presenza di Dio nella vita di altri. Siamo chiamati a questo e lo mettiamo in pratica. Alla prossima. Pace e bene a tutti voi.